ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Duro colpo alla criminalità organizzata con l'operazione Terra Bruciata. Emergono nuovi dettagli e i nomi dei 21 indagati. Attraverso complesse attività tecniche e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmelo Porto, gli investigatori hanno monitorato le evoluzioni delle dinamiche associative del clan Laudani, individuandone l'attuale responsabile per l'area di Randazzo. Sul nostro sito newsicilia.it tutti i particolari dell'operazione. Ancora un'aggressione in pronto soccorso. Ieri un pediatra e un'infermiera dell'ospedale San Marco di Catania sono stati colpiti e spintonati dal genitore in struttura ospedaliera per lo stato di salute della figlia. La denuncia arriva dal segretario provinciale UGL Carmelo Urzì, che sollecita le istituzioni ad intervenire per interrompere la catena di violenza che purtroppo si registra negli ospedali. È tornata a casa la bimba nata dopo il trapianto di utero, il primo in Italia avvenuto all'ospedale Cannizzaro di Catania dall'equipe multidisciplinare guidata dai professori Pierfrancesco Verù e Paolo Scollo. La prognosi è buona, dicono i medici, e dunque Alessandra può lasciare l'ospedale. È morto a 68 anni Fabio Carapezza Guttuso, uomo di cultura, prefetto, figlio adottivo ed erede di Renato Guttuso. Malato da tempo, era nato a Palermo nel 1954 e nonostante avesse vissuto oltre lo stretto per molti anni era sempre rimasto legato alla sua città. Nel 2021 l'allora ministro per i beni e le attività culturali Lorenzo Ornaghi lo aveva nominato commissario straordinario del Teatro Massimo di Palermo. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.